Mestre ha tentato di allontanare un gruppo di spacciatori che sabato sera tra via Fogazzaro e via Leardi stavano consumando e spacciando droga. Lui è un quarantenne tunisino residente in zona che, accortosi di quanto stava accadendo a pochi metri dal proprio balcone, ha pensato di scendere in strada per cacciare i pusher, tutti nordafricani. È stato affrontato, aggredito e malmenato dal gruppo, in tutto 8 persone. La situazione in alcune zone di Mestre sta diventando critica. All'uomo non è rimasto altro da fare che denunciare il fatto alle forze dell'ordine. Mestre, poco prima delle 23 di domenica sera, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l'autostrada A57 all'altezza della barriera di Villabona in direzione Venezia per un incidente stradale dove sono rimaste coinvolte 2 autovetture. Un'Alfa Romeo guidata da un uomo è entrata in collisione con una Fiat 500 condotta da una donna che a causa dell'urto si è capovolta. I pompieri di Mira intervenuti con 2 mezzi hanno messo in sicurezza i veicoli e soccorso la donna, presa in cura dal personale sanitario del 118 e trasferita in ospedale. Illeso invece l'altro autista. Jesolo. Durante il Full Moon Festival, nelle vicinanze della spiaggia del Faro, approfittando della calca di ragazzi, circa 7.000, un malintenzionato avrebbe utilizzato dello spray al peperoncino per urticare al volto una ventunenne del posto, approfittando dei disagi arrecati per derubarla della borsetta. La denuncia è partita online dalla madre della vittima che ha scritto sui social. Il malvivente naturalmente avrebbe fatto perdere le proprie tracce in fretta e furia. Saracinesca abbassata fino a mercoledì perché gli uffici comunali nel fine settimana sono chiusi e perché il file contenuto nella PEC inviata dall'amministrazione non si è aperto. Questo è lo sfogo dei gestori di un locale che hanno pensato di attaccare alla Saracinesca abbassata dell'esercizio commerciale un biglietto destinato al comune. L'ordinanza di chiusura è scattata perché, a detta dei titolari, nel plateatico c'era un tavolino in più rispetto a quelli concessi. Non è stato possibile aprire la mail di posta certificata e, visto che è arrivata di venerdì, i proprietari non hanno nemmeno potuto fare ricorso. Ora i 22 dipendenti per 3 giorni rimarranno senza lavoro.